Da Dante a Pirandello, un percorso di iniziative culturali che coinvolgeranno la comunità scolastica ed il territorio. È il contenuto del protocollo d'intesa sancito stamane tra la presidente del Comitato di Agrigento della società Dante Alighieri Enza Ierna ed il direttore della Biblioteca Museo Luigi Pirandello di Agrigento Vincenzo Caruso. Un'iniziativa siglata proprio stamane in occasione del 77° anniversario della morte del noto drammaturgo e premio Nobel Luigi Pirandello. È un protocollo che ci impegna entrambi, ognuno per la sfera di competenza, a cercare di realizzare, mettere in essere sistematicamente delle attività culturali, ma anche di proporci al territorio come enti e associazioni che cercano di valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio. Evidentemente non è rivolto soltanto ai giovani, ma è rivolto anche al territorio in generale, e crediamo nella sistematicità degli interventi e crediamo nei due ruoli fondamentali che sia l'associazione che la biblioteca hanno. Noi sappiamo come in questi anni la Biblioteca Museo Pirandello si è posta come centro propulsore culturale, e quindi quale protocollo d'intesa migliore per la società Dante Alighieri. Continua l'impegno culturale della Biblioteca Museo Luigi Pirandello nel territorio agrigentino, oggi sancito un protocollo d'intesa con la società Dante Alighieri. Quello che stiamo proponendo in questi giorni e proporremmo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è ciò che a livello di programmazione intende fare questa struttura per il 2014, delle attività che riguarderanno senza dubbio quella che è la programmazione e la promozione culturale sul territorio attraverso il porre in essere una serie di attività e manifestazioni che possano degnamente far conoscere a un pubblico più vasto l'opera di Pirandello come questo, e attraverso un lavoro stretto in sinergia tra quello che è questa struttura, la Biblioteca Museo Pirandello, e la più grande associazione culturale italiana, la Dante Alighieri, e di conseguenza con il presidente provinciale, la professoressa Ierna. Proporremmo ad tutti gli alunni di ogni ordine e grado il teatrante Pirandello attraverso quella che è la duplice arma che permette una maggiore incisività sul territorio per far conoscere Pirandello, cioè attraverso il cinema e attraverso il teatro, con delle rappresentazioni filmate che verranno poste in essere nella sala conferenze di questa biblioteca.